Gli investimenti sulla chimica verde a Porto Marghera, che solo un anno fa sembravano certi, oggi appaiono sempre più lontani. Dopo lo sciopero di 8 ore che ha visto un'adesione vicina al 90% dei lavoratori di Eni e dei suoi appalti, i sindacati tornano a puntare il dito contro la decisione di vendere la quota di maggioranza di Versalis a un fondo di investimento americano. Una scelta che, sostengono, cancellerà in qualche anno la più grande azienda chimica italiana, con i suoi 14 siti e i suoi 5.200 dipendenti. Si tratta di un arretramento sul versante degli investimenti in un territorio che ne ha bisogno e soprattutto in un territorio ferito da anni di industria che ha inquinato e un sistema di bonifiche che non accenna a partire, anzi, da quello che ci risulta adesso, quattrini sperperati delle risorse pubbliche in maniera assolutamente inutile. Le fabbriche chiudono, gli operai stanno a casa, il territorio si impoverisce. Per Porto Marghera significherebbe il definitivo smantellamento delle poche attività rimaste legate alla produzione e la perdita di altri posti di lavoro. Qui al petrolchimico abbiamo avuto delle grosse vendite di grosse società come la Dow Chemical e poi ha comprato il TDI e poi lo ha completamente chiuso e venduto. E quindi abbiamo perso l'occupazione, quindi nessuno in questa situazione ci può dare delle garanzie come imprese. Sulla questione interviene anche Elena Donazzana, assessore regionale al lavoro. Insieme a Lombardia ed Emilia Romagna, il Veneto chiede ai vertici Eni e all'amministratore delegato di Eni Versalis un incontro a Porto Marghera, annuncia, per avere certezza sul piano industriale e sugli investimenti nel ramo chimico. Le 3 regioni del nord chiedono a Versalis di investire il 1,2 miliardi già programmati negli impianti del quadrilatero padano.